Beh, amici bellini, non lo so, nel senso, non lo so, è la parola chiave di questo video, non perché io non sappia, ma perché è quello che risulta dalla cosa. L'hanno fatta fasta, no, però si può approfondire, anche questa volta si può approfondire. Cominciamo. Errore tecnico mio dire all'inizio del video che è un video inutile, ma non è vero. Chi ha pazienza e se lo guarda capirà che non è mai inutile. Antonio Chianese, per esempio, benvenuto, io sono contentissimo. E voi lasciate like per i 17.000, possiamo arrivare a 20.000 quest'anno, sarebbe un traguardo storico inimmaginabile. Sono veramente contento. Conferenza di Meluso, andiamo a parlarne nello specifico con un Abrabam tattico, quindi ci spostiamo. Lasciateli like, non vi preoccupate, fanno solo bene, perché piano piano, un pezzettino alla volta, arriviamo a più tifosi possibili. Prima di parlare di Meluso, della sua conferenza, devo segnalare però una cosa un po' triste. Spero onestamente che si sia trattato di un errore da parte degli admin, oppure di una cosa automatica che Instagram ha fatto. C'era una foto di Politano col telefonino in mano che stava filmando qualcosa. Il Napoli dice: chissà cosa sta filmando Politano, solo risposte sbagliate. Io con ironia, anche con sarcasmo, ma penso sia lecito, no? Tutti quanti hanno fatto ironia, solo risposte sbagliate significa fare ironia, alcuni in maniera volgare, alcuni in maniera simpatica. Io con ironia avevo detto: sta fotografando il responsabile di ebay.com che si occupa della distribuzione internazionale all'estero delle magliette. Mi arrivano 50-60 mi piace, gente che mi risponde, quindi risposte al commento, che dice: anche tu hai provato a comprarle, ci sei rimasto male. E io ho risposto ancora al mio commento, ho detto: ne sto facendo una battaglia personale, perché si parla di 80 milioni di tifosi nel mondo, bisogna dare continuazione a questa cosa, e quindi bisogna risolvere, e non vedo l'ora di tenervi aggiornati e di risolvere. Il commento sparisce, l'ho ricercato, non ci sono più le notifiche di risposta al commento, il commento è sparito. Spero che si tratti, perché uno dice ebay.com e quindi viene flaggato come link, però non si clicca nei link quando tu scrivi così. Però è pure strano, perché se devi essere flaggato, vieni flaggato subito in automatico dall'intelligenza artificiale di Instagram, non dopo aver ricevuto 60 mi piace. Comunque non ha importanza, però è un pochino triste. Si presenta ADL prima di tutto, insomma. Lombardo introduce ADL, che è ancora vestito di tutto punto, insomma, con la maglia celebrativa dello scudetto. Grandissime Jack Nicholson vibes mi dà ADL, con gli occhiali da sole così. Ripete, insomma, per introdurre Meluso, ripete l'episodio di quella famosa partita con lo Spezia, dove il Napoli perse e dove lui fece la corsa negli spogliatoi per fare i complimenti all'italiano e fu accompagnato proprio da Meluso. Passa poi la palla a Meluso, che si presenta in maniera anche molto elegante, e cominciano un po' le domande dei giornalisti, le curiosità. Qua non me la posso prendere con i giornalisti, onestamente. Fai una conferenza con il direttore sportivo di presentazione ufficiale, è chiaro che arrivano domande di mercato, tutte logiche, però avete messo, cioè, io ti chiedo di Osimhen, la risposta è: sono appena arrivato, mo vediamo, le decisioni saranno collegiali, quindi si fa spesso il nome di Micheli, non si fa per esempio il nome di Mantovani, per capirci, no? Si parlava sempre Micheli e Mantovani, si fa solo il nome di Micheli e si fa il nome di Chiavelli, quindi è un quartetto che si occupa del mercato: ADL, Chiavelli, Micheli e adesso Meluso. Però si parla sempre di decisioni collegiali, e ogni cosa che gli chiedono: sono appena arrivato, non lo so, domani dobbiamo fare le riunioni, su questo non vi so di certo, dobbiamo lavorarci.
avete fatto a fare cioè veramente, leggendo anche i commenti, perché io l'ho guardata su Calcio Napoli 24, i commenti nella chat, e ha dato delle impressioni. Se ieri vi ho detto bravo Garcia, mi ha dato grandissimo entusiasmo, qua hai lanciato un segnale di incertezza, o comunque di non di una persona che sicuramente sarà bravissima, avrà tutta l'esperienza del mondo, ma che non ti dà quella cosa. È arrivato uno che spacca, che quando alza il telefono e parla con un giocatore o con un altro direttore sportivo si fa rispettare, guarda che verbo, guarda che... E no, hai dato più una sensazione di debolezza al momento. Poi sicuramente si metterà al passo e farà la differenza, non c'è dubbio, però al momento è chiaro che se qualcuno nei commenti dice questo è uno che è stato messo là, dice pure alla presenza del genero di De Laurentiis, e questa frase è un po' dà importanza, dà adito a pensare che poi chi diceva che è solamente una figura messa lì perché legalmente la devi mettere per far crescere poi Sinicropi, che è il marito di Valentina, per poi prendere la figura in futuro, e gli stai dando ragione così. Non lo so, comunque Osimhen non lo so, Kim non lo so, sono appena arrivato, però confermato, lui dice solamente Ndombele e Kim dobbiamo sostituire. Direttore sportivo non fa solo il mercato, ADL è un decisionista, quindi dà proprio l'impressione di dire sì, ma io poco posso fare, mi posso comunque occupare dei rapporti anche con i giocatori, ma ADL è decisionista. Le strategie comunque devono rimanere segrete, perché se poi escono non è che vi posso dire le mie strategie, se escono le strategie è un male, è una cosa cattiva. Chissà se questa pure è una sottolineatura nei confronti di Giuntoli, perché qualcuno dice se n'è andato Giuntoli non arrivano più notizie ai giornali, e quindi qualcosa ci sarà. Il ruolo, andare più nello specifico nel ruolo del direttore sportivo, non lo so, e lui dice io sono 58 anni, quindi sottolinea la sua esperienza, a 13 anni ho fatto un provino con il Napoli, era nel destino, vabbè. Poi gli si chiede del mercato arabo, che poteva essere anche una domanda interessante da approfondire per capire se ci sono interessi, e dice non lo so, domani ci sarà la riunione della biografia. Ecco, dalla sua bio leggo il vincente trova sempre una strada, il perdente trova sempre una scusa. Città c'è sta la biografia, cioè nemmeno Meluso ha scritto una biografia, o qualcuno ha scritto una biografia per lui. Meluso dice no, ma quello è il mio profilo WhatsApp, è la frase del profilo WhatsApp, e io penso subito ok boomer, cioè non solo no Meluso, ma tu che sei andato a scavare nel profilo WhatsApp per trovare una frase che possa essere la filosofia. Dice sì, più che altro è una frase così che andiamo nello specifico, perché queste frasi sono, questa frase è stata attribuita nell'ordine a John Fitzgerald Kennedy, è stata attribuita a Robert Kiyosaki, è stata attribuita ad Anna Magnani in maniera con diversi accenti e dialetti, ma secondo le mie ricerche dobbiamo attribuirla a Lao Tzu, spesso tradotto in occidente come Lao Tse, Lao Tse, Lao Tzi o Lao Tzi. È stato un filosofo cinese vissuto tra il IV e il V secolo a.C. e viene ritenuto l'autore di Tao Te Ching, Tao Te Ching, il libro della via della virtù. È annoverato tra le 3 purità del taoismo. Secondo la tradizione dei suoi discepoli vi fu anche Confucio, quindi probabilmente se questa frase viene dall'avanti Cristo non sarà di Anna Magnani. Comunque una frase così mi fa ridere, che poi ognuno la attribuisce a qualcuno, no? Qualcuno come per esempio la famosa frase vincere è l'unica cosa che conta, che attribuiscono a Boniperti. Io ve ne parlai già in passato, qualcuno se lo ricorderà. In realtà no, questa frase venne usata la prima volta da Henry Russell Red Sanders, che era un allenatore, era un giocatore di football americano e poi allenatore. Vedete bene, stiamo parlando nel 1930, quindi non è di Boniperti. Anche sulle frasi ve le prendete, ve le attribuite e date, perché poi se cercate è difficile, bisogna scavare su Google per trovare queste cose qui, e quindi una frase da profilo, dice Meluso, sì, ma mi fa piacere come filosofia, ma niente di che. Tifoso, subito gli chiedono se è tifoso
di quale squadra è tifoso. Lui dice che ADL non gliel'ha chiesto e non ho un tifo particolare, sono tifoso delle squadre per cui lavoro. Insomma, purissimo, sarà tifoso della Juventus, è la cosa che tutti hanno pensato. Valorizzare gli italiani o trovare nuovi Kvara. Qua lui va un po' in contraddizione, perché dice un conto è il Lecce e un conto è il Napoli quando vai a cercare i giocatori, però prima aveva detto che il calcio è uguale a tutti i livelli, cambiano solo i numeri, quindi delle due l'una, Meluso, o ci sono delle differenze tra allenare, dirigere o cercare giocatori per lo Spezia o per il Napoli, o non ci sono. E se il calcio è uguale a tutti i livelli, e io credo di no, quindi sono d'accordo con la seconda affermazione, che dire un conto è il Lecce dove tu vai a cercare dei giocatori ma non devi confermarti come vittoria dello scudetto, e un conto è il Napoli oggi. Quindi sotto questo punto di vista scegliene una. E poi insiste che dobbiamo capire meglio, vediamo, il mercato sudamericano è più complicato rispetto all'est dell'Europa, chiede Sabrina Uccello, ed è una domanda molto interessante. E qua si sente ADL che dagli spalti, dalla sua poltroncina, comincia ad urlare la legge Bossi Fini, e quindi poi si prende il microfono mentre Meluso stava cercando di rispondere. Meluso si ferma, ascoltiamo il presidente parte con tutta un'invettiva contro il governo, la burocrazia, fare presa, le solite cose che sappiamo, perché solo 2 extracomunitari, insomma un discorso dove fa un pochino un'insalata di cose tra Inghilterra, comunità europea, comunitari, extracomunitari. Insomma, la domanda era anche sfiziosa, ma la risposta da parte del direttore sportivo non arriva, perché poi De Laurentiis si prende la scena, e questa è la sensazione che mi lascia questa conferenza stampa, che Meluso dovrà guadagnare anche con i giocatori e con i vari procuratori, dovrà guadagnarsi uno status credibile. Dice ti chiami, cioè sono Meluso, perché Giuntoli lo ha fatto negli anni. Probabilmente quando è arrivato sono Giuntoli del Carpi, poca roba, però adesso sono Giuntoli del Napoli, ed è cresciuto con la sua fame. Insomma, Giuntoli giovane, Meluso più di esperienza, quasi praticamente arrivato, perché poi questo è un lavoro, secondo me, fare il direttore sportivo, dove devi essere giovane, devi essere pronto a viaggiare molto. Insomma, 58 anni, è una ciliegina nella sua carriera, però speriamo che abbia ancora tantissime energie, perché poi ti devi confrontare, devi dire parli con me, a meno che veramente non è una figura di facciata, che significa parla il presidente, tu con me dobbiamo solamente formalizzare le cose. Non mi ha lasciato una grande impressione. Avevo visto il carpooling, insomma un'intervista di quando lui era a Lecce, e mi sembrava competente, rilassato nel carpooling. L'ho visto un pochino ingessato, onestamente, forse anche emozionato, e sicuramente mandato allo sbaraglio, perché se non hai nessuna notizia di quelle che sono state le strategie e la situazione dei giocatori del Napoli al momento, che lo mandi a fare? A rispondere non lo so. Quindi secondo me è un po' un autogol del Napoli. Non fasciamoci la testa, diamo il bentornato a Gollini, che è ufficiale, è tornato con noi, e insomma questo è importante. Nel frattempo stiamo puntellando quelle che sono situazioni di cui si parlava già. Deve arrivare però adesso il momento di smuoverlo il mercato, e speriamo che da domani si diventi operativi, perché si fanno le riunioni, si individuano le cose. Se non tornano i nazionali, Garcia dei dubbi se li tiene ancora, e quindi dobbiamo aspettare. Ma quanto dobbiamo aspettare? E le altre squadre si cominciano a muovere, ragazzi, le milanesi, tra cessioni anche e nuovi acquisti, si stanno muovendo. Abbiamo dato credito, sicuramente la squadra campione d'Italia deve cambiare il meno possibile, però lo stesso Meluso dice ci sono delle cose interne, sembra che una squadra che ha vinto non si debba cambiare, ma magari qualcosa, sempre perché quello che dice anche Garcia è importante, si potrebbe essere appagati, e allora alle volte tu cambi una pedina che magari è scarica e non ha più fame, e ne metti una che ha fame, e l'ingranaggio continua a girare bene. Aspettiamo, perché onestamente non lo so, non lo so ancora, sono arrivato da poco, non lo so.